Ristrutturazione di Casa Elvine, la casa famiglia per minori in difficoltà, realizzazione di 3 alloggi ad alta autonomia per aiutare gli ospiti diventati da poco maggiorenni e creazione di ulteriori spazi, tra cui una palestra e una sala musica insonorizzata. Sono alcune delle principali novità future presentate a Capriva del Friuli presso la Fondazione Villa Russiz, grazie a un intervento finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia da 1,6 milioni di euro complessivi. Avremo, oltre al restyling della casa famiglia attuale, dove appunto ospitiamo ragazzi da 0 a 18 anni, in questo momento ne abbiamo il più piccolo da 3 anni e mezzo fino ai 17. Quanti sono? Sono 16 in totale adesso. Andiamo a rivalutare, restaurare una casa fatiscente, proprio sarà quasi tutta da demolire, dove andiamo a creare 3 appartamenti per mantenere poi qui volontariamente i ragazzi dai 18 ai 21 anni che lo desidereranno per inserire nel mondo del lavoro. Il progetto prevede il restauro della casa attuale, fare la casa nuova e tutto il giardino esterno con i giochi per i più piccoli che saranno aperti alla comunità del paese, sia la parte sportiva, sia la parte ludica, sia la parte educativa per quanto riguarda imparare a suonare uno strumento e cantare. Le tempistiche? Noi partiremo entro marzo e contiamo di finire i lavori, almeno quelli della casa famiglia entro dicembre, per poi concludere in primavera dell'anno prossimo l'altra parte. Volevamo dare veramente una prospettiva strategica a questo servizio sociale che è di interesse dell'intera regione e in questo modo soprattutto bisognava anche riqualificarlo per dare ai ragazzi, ai bambini e alle ragazze che sono ospiti il senso di una famiglia, di essere a casa.